Il telegiornale del Veneto, Covid-19, il tampone salivare per verificarne la presenza del virus è affidabile al 98%. Sono stati pubblicati i risultati dello studio in corso tra i dipendenti dell'Università dell'azienda ospedaliera di Padova. Permettono alta accuratezza e ottimo rapporto costi-benefici. Matteo Mokarovicic. Molto semplicemente abbiamo sostituito al tampone nasofaringeo il prelievo salivare. Un pezzo di cotone da masticare per circa un minuto. Il test, coordinato dal professor Mario Plebani, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'azienda ospedaliera di Padova, è scattato ad ottobre. Prima di Natale più di 5.000 dipendenti dell'ospedale avevano aderito al programma, raccogliendo la saliva e mandandola in laboratorio per verificare se vi fossero tracce di coronavirus. L'idea alla base che questo sistema potesse essere efficace come i tamponi molecolari naso e gola, e i dati ora lo testimoniano. Gli esiti dello studio sono stati pubblicati dall'Organizzazione Mondiale che si occupa di medicina di laboratorio e certificano che i tamponi salivari sono affidabili nel 98% dei casi, un numero che Plebani precisa. Il 98% è perché in un caso il nasofaringeo è risultato positivo, ma aveva una carica virale molto bassa. Era già in una condizione di non contagiosità. Allora, se noi vogliamo utilizzare la saliva per un programma di screening, possiamo dire che ha una validità del 100%, e questo è stato confermato da almeno 3 grandi studi che hanno rivisto tutti i dati della letteratura e sono giunti alle stesse conclusioni. La saliva permette di avere la stessa accuratezza del tampone nasofaringeo, ma dal punto di vista costo-beneficio ha assolutamente molti vantaggi. Andamento dei contagi ora e soprattutto delle vaccinazioni. Tra le novità emerse nel consueto punto stampa